In Italia il 60% delle cornee utilizzate per i trapianti e per ridare la vista ai malati vengono da Zelarino, dove c'è la sede della Banca degli Occhi, un ente unico in Europa, punto di riferimento nel nostro paese, con molti primati, e collegata a questa fondazione c'è la Banca dei Tessuti, nata in Veneto con il compito di trovare, raccogliere, conservare e distribuire tessuti per utilizzarli in vari tipi di patologie, oltre che promuovere la ricerca in questo ambito. In Veneto è fortissima la cultura della donazione, che viene da lontano, ma a fare la differenza è la procedura che il Veneto si è data. Perché il Veneto si è dotato della famosa rete trapianti. Perché ripeto, molte regioni ci sono un sacco di circoli di volontariato, di gente che vuole donare, scrive degli atti, lo scrive al comune, lo racconta al parroco, lo dice a tutti, ma alla fine non si fa nulla, perché materialmente poi non si sa a chi rivolgersi nel momento in cui il soggetto passa a miglior vita. Banca degli occhi che entra in gioco ad esempio quando qualcuno soffre di maculopatia. Parliamo di circa 1 milione di persone, di cui 150.000 malate in forma grave. La buona notizia è che la Banca degli occhi è stata autorizzata dall'Istituto di ricerca americano di Bethesda, massima autorità mondiale, per entrare in uno studio con 15 pazienti che riceveranno cellule staminali per ricostruire il primo strato della retina, e saranno pazienti anche italiani.